Rimaniamo in temi agricoli per la rubrica Green e Pink. Come detto, andiamo in quel di Follina a conoscere l'arte bianca. Sono Pierangelo Curto e lavoro nell'agriturismo di famiglia, l'agriturismo La Dolce. Ci troviamo a Follina, in provincia di Treviso. Mi occupo di trasformare in prodotti da forno i prodotti che vengono coltivati nell'azienda agricola, partendo dalla materia prima fino al prodotto finito, come ad esempio il pane o biscotti o grandi lievitati. La mia passione in cucina nasce fin da piccolo con mia nonna e mia mamma, che mi hanno sempre dato un pezzettino di pane, e da lì in poi ho avuto questa passione che si è sviluppata. Ho frequentato l'alberghiero e poi sono andato a fare diversi stage anche in locali dove mi hanno permesso di sviluppare i panificati e imparare quest'arte. Tornato in azienda ho applicato le mie conoscenze a quelli che magari erano già i prodotti che si producevano, uniti ai salumi e formaggi, per creare un prodotto semplice ma ricercato. Da qualche anno in azienda abbiamo fatto la scelta di iniziare a coltivare dei grani di varietà antiche, un frumento che avesse delle qualità diverse da un grano piuttosto ricco di glutine ma con dei nutrienti differenti, quindi più grassi che conferiscono del sapore, e poi siamo andati a trasformare la farina con il mulino a pietra, permettendo di lasciare all'interno il germe di grano, e abbiamo ottenuto dei prodotti unici che con delle farine che si trovano in commercio di grani moderni non si otterrebbero. Coltivando la materia prima ci ha permesso di scegliere il tipo di frumento che volevamo ottenere, quindi questi elementi ci permettono di ottenere una farina con dei sapori unici. La scelta di coltivare il frumento sicuramente è stata una scelta controcorrente in un territorio dove prevale la viticoltura. Questa scelta ci ha ripagato perché ci permette di proporre dei prodotti di qualità che sono apprezzati dalla nostra clientela.